Con il nuovo accordo Stato-Regioni cambiano le regole per la formazione di preposti e dirigenti. Sono state stabilite infatti nuove durate e modalità di erogazione. Per i preposti il corso base passa da 8 ore a 12 ore e sia per i corsi base che per i corsi di aggiornamento non sarà più consentita la frequenza in e-learning. Gli aggiornamenti dei preposti diventano biennali con una durata minima di 6 ore. Attenzione che i preposti che hanno svolto il corso base oppure l'aggiornamento da più di 2 anni devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni. Per i dirigenti invece il corso si riduce a 12 ore, ma è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti di aziende che operano nei cantieri. I corsi di aggiornamento mantengono la periodicità quinquennale con una durata minima pari a 6 ore. Il nuovo accordo consente di frequentare i corsi per dirigenti, sia base che di aggiornamento, in modalità e-learning. Per approfondire le altre novità introdotte dal nuovo accordo sulla formazione e sulla sicurezza, oltre a seguire i nostri seminari gratuiti disponibili sul sito di Vega Formazione, guarda le altre pillole video disponibili nei nostri canali social.